Buonasera, nuova puntata dell'Analisi. Questa sera è con noi il dirigente provinciale del Partito Democratico della Gallura, nonché ex consigliere provinciale, poi vedremo anche perché ex e consigliere comunale di opposizione a Golfaranci, Andrea Viola. Buonasera. Buonasera Viola. Lei di sponda renziana è di quelli che pensano, ve l'avevo detto? Beh, purtroppo sì, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La sensazione è che l'accordo per governare con Monti non fosse tanto scontato alla fine, che Bersani non si è reso conto che a destra e sopra di lui stavano arrivando due treni in corsa, uno era quello del PDL e l'altro quello di Grillo. Crede che il PD abbia pagato anche questa idea di partnership con Mario Monti, che poi dalle elezioni è uscito sonoramente sconfitto? Beh, è evidente che è mancata una strategia chiara per gli elettori, cioè gli elettori si sono trovati di fronte a una proposta politica che non era sicuramente ben definita e quello che poi è emerso è che Grillo ha raccolto il malumore del paese, questo è quello che è successo. Siete alle prese con l'analisi di una vittoria che ha il sapore della sconfitta. Qual è stato però secondo lei l'errore fatale commesso da Bersani nel mese cruciale della campagna elettorale? Beh, è mancato proprio di quella dinamicità, di dare un segnale molto tangibile di quello che il Partito Democratico voleva. È sembrato molto stanco nell'affrontare la campagna elettorale nell'ultimo mese, magari un po' stanco dalle primarie, dalle parlamentari, quindi che forse l'ha un po' logorato, però si è poco intuita qual era la proposta vera del Partito Democratico, soprattutto in un momento di crisi e soprattutto quando i cittadini chiedevano una risposta chiara e precisa da parte del Partito Democratico. Questo è mancato. Quindi un messaggio troppo generico. Troppo generico, sì. È chiaro che la verifica interna sia aperta un po' dappertutto e naturalmente anche qui in Sardegna e a livello locale. Le sue vicende in Consiglio provinciale, è interessante ricordare questa storia per dare l'idea di che cosa stiamo parlando. Rievochiamo un attimo che cosa è successo in due parole. Il presidente della provincia, Fedele Sanciu, si fa dimettere dal Consiglio provinciale che ne dichiara l'incompatibilità per potersi candidare alle politiche dalle quali poi uscirà sconfitto. Lei, Viola e altri del suo partito non ci stanno, rassegnate le dimissioni e date un segnale forte. Poi però quelli del suo partito che subentrano, in la cosiddetta surroga, non fanno altrettanto e quindi ci si chiede ma che partito è questo? Ognuno fa un po' quello che gli pare, non ci sono neanche stati provvedimenti. Come ha preso lei questo? Beh, questo è uno degli errori che sono sotto gli occhi di tutti e che poi soprattutto abbiamo pagato in provincia e quindi in Gallura, Olbia Tempio. Io sono rimasto veramente stupito da come il partito non abbia preso ad esempio il nostro gesto, quello mio, quello di Giuseppe Meloni e di Antonio Loriga, perché poteva essere utilizzato in tutta la provincia come un segnale forte appunto di distacco dal vecchio modo di fare politica, dall'attaccamento alle poltrone, e invece non si è riusciti a dare quel segnale che era sotto veramente, che aspettavano in molti. Quindi permettere ad altre persone dello stesso partito di subentrare a dei consiglieri che siano dimessi proprio per staccarsi da un gesto veramente assurdo come quello di dichiarare incompatibile ha lasciato un po' sorpreso a me, ma soprattutto gli elettori li ha lasciati veramente sconcertati. Beh, non si è riuscito o non si è voluto farlo? Beh, calcoliamo una cosa, noi come Partito Democratico siamo 2 anni senza una guida, cioè noi abbiamo 5 coordinatori, questo io penso che sia una delle cose, forse un record che abbiamo in Gallura, non avere un coordinatore da 2 anni e avere 5 coordinatori, quindi manca una guida politica che dia un orientamento preciso sulla linea politica che deve essere seguita, quindi infatti, questo è mancato. E infatti lei ha lanciato un segnale forte, ha chiesto con una lettera appello ai militanti del partito di farsi sentire, di parlare a viso aperto, senza paura, magari anche di fare un bel congresso ed eleggere un segretario, visto che da 2 anni, come diceva, non c'è una guida. Risposte ne ha avute o tutto tace? Assolutamente no, anzi il problema è che molte volte quando dici quello che in realtà tutti pensano non succede nulla, anzi vieni visto come colui che è il rompiscatole di turno. Non sei visto bene all'interno dell'apparato che tende sempre a coprire e a non voler parlare apertamente dei problemi del nostro partito, perché continuando così non abbiamo fatto altro che perdere elettori, perdere simpatizzanti e perdere concretezza e stima. Nel frattempo fate i conti anche e c'è un calo vistoso naturalmente di voti, frutto anche probabilmente di ciò che è accaduto alle primarie sarde con le note vicende dell'inserimento dall'esterno di personaggi che hanno parzialmente alterato la scaletta delle candidature. E allora da dove deve ripartire il PD?
Beh, sicuramente deve ripartire aprendo le stanze che sono veramente ormai un po' stantie, cioè ci vuole, oltre che aprire la porta, anche le finestre e far entrare un po' di aria fresca, perché siamo completamente lontani da quello che la gente pensa. La gente ha bisogno di risultati concreti, siamo da anni che chiacchieriamo, sono 20 anni che nessuno dei partiti è riuscito, chi con più responsabilità come il partito PDL soprattutto rispetto a noi, ma non si è riuscito a dare le risposte. Siamo 20 anni che la politica si dimentica dei bisogni dei cittadini, cioè ai cittadini se non gli dai risposte dopo tanto tempo è ovvio che poi votano Grillo, quindi la colpa non è del Movimento 5 Stelle che ha raccolto il malumore della gente, ma la colpa è dei partiti che non sono riusciti a dare quelle risposte che tutti si attendono da anni. L'emblematica è la legge elettorale ed emblematica sono poi i temi del lavoro e quant'altro. Senta, ha ragione l'ex deputato Guido Melis quando critica aspramente l'indicazione dell'ex senatore Cabras alla guida della Fondazione Banco di Sardegna. Non è pericoloso con il caso Montepaschi ancora caldissimo? Sì, noi siamo i taffazzi di turno, ci piace farci male, nonostante abbiamo la ripercussione forte del Montepaschi di Siena che è caduta in campagna elettorale, stiamo nuovamente per metterci di fronte a un problema sotto le regionali, quello del Banco di Sardegna, quindi che può sicuramente farci perdere nuovamente tanti voti. Quindi non so veramente chi è che decida queste cose, ma soprattutto non so chi che voglia veramente affrontarle questi problemi. Senta, parafrasando i fratelli Cohen, si potrebbe dire che il PD non è più un partito per giovani, no? Che effetto le fa sapere, ad esempio, che quelli, o vedere che quelli del Movimento 5 Stelle sono tutti giovani e che sono riusciti addirittura a eleggere la prima senatrice sarda della storia? No, io mi metto veramente nei panni dei miei concittadini, ma soprattutto dei miei coetanei, perché quando ci sono delle riunioni che noi facciamo come apparato, ho difficoltà anch'io come Rezzi un po' a partecipare a queste cose perché sono un po' logoranti e non certo entusiasmanti per i contenuti, non c'è nessuno che possa essere invogliato di partecipare a queste riunioni. Cioè, i giovani, parlare adesso di Partito Democratico, non sono attirati, tant'è vero che noi come Partito Democratico non abbiamo intercettato i giovani, questo è sotto gli occhi di tutti, quindi mancano proprio i temi, manca proprio l'appeal. Manca questo. E poi un'altra cosa, è tangibile un atteggiamento quasi rabbioso, a tratti cioè sicuramente velenoso nei confronti di questi nuovi parlamentari del movimento di Grillo. È un accanimento che non le sembra che vada addirittura oltre a quello che riservate al nemico di sempre, cioè il PDL? Come Sì, questo è un altro atteggiamento che sbagliamo come Partito Democratico, cercare il pelo nell'uovo e non preoccuparci per quale motivo noi non raccogliamo consensi, cioè andare a criticare qualsiasi cosa adesso del Movimento 5 Stelle come se la colpa fosse loro che hanno raccolto questi consensi, ma la colpa è nostra che non abbiamo saputo intercettarli e in questi anni non abbiamo saputo fare nulla per aumentare i nostri consensi, in una situazione come ad esempio in Gallura dovevamo tutto da guadagnare, tutto. Quindi forse il PD anziché concentrarsi sui nemici, che adesso ce n'è troppi, dovrebbe un po' concentrarsi su se stesso. Certo, cioè, si è perso un po' l'orientamento. Anche perché nel frattempo abbiamo avuto un'altra vicenda particolarmente importante, cioè la manifestazione dei parlamentari del PDL che ieri hanno dato vita a una cosa senza precedenti in Italia. Si sono recati in tribunale a Milano per occupare simbolicamente il Palazzo di Giustizia per protestare contro quello che definiscono un accanimento giudiziario nei confronti del Presidente Berlusconi. Oggi Napolitano è intervenuto evidenziando il suo rammarico. Che cosa le suggerisce quello che è accaduto ieri? È pericoloso? Io penso che una cosa del genere non era mai accaduta, che io ricordi, nella storia della nostra Repubblica. Vedere dei parlamentari del PDL che protestano contro un organo dello Stato fondamentale come i magistrati è, secondo me, privo di uno Stato di diritto e di uno Stato democratico. Io addirittura fossi stato Napolitano, cioè non avrei permesso minimamente che un partito possa fare queste cose. Cioè, è impensabile che dei parlamentari rappresentanti del popolo italiano protestino contro i pubblici ministeri o contro i magistrati. Io penso che sia una cosa... Cioè non ho visto questi parlamentari protestare contro i delinquenti o contro i mafiosi, ma contro i giudici sì. Questo è grave. Si metta un attimo nei panni di Bersani. Se lei fosse Pierluigi, che cosa farebbe oggi? Si alleerebbe con il PDL, con Grillo? Si torna a votare? No, con il PDL assolutamente no. Il problema non può ricorrere Grillo e mercanteggiare, lui deve andare in Parlamento e chiedere la fiducia, che ci sta, se no si va a votare, non si può continuare in una situazione di ingovernabilità e non è concepibile fare il mercato alle vacche e comprare senatori o parlamentari, questo è. Tre nomi per il Presidente della Repubblica, Prodi, D'Alema, Amato, quale preferisce? Nessuno di tutti e tre.
La riporto in Regione, dove il gruppo consigliere del PD sembra un po' narcotizzato ultimamente, davanti a una maggioranza che sta perdendo pezzi. È uscito il Pisdaz, come sapete, dalla Giunta e appare molto fragile. L'impressione però è che non abbiate nessuna intenzione di andare a nuove elezioni. Non siete pronti? Lì c'è il problema che è veramente è sotto gli occhi di tutti, no? Anche in provincia. Il problema della poltrona, cioè nessuno ha il coraggio di dimettersi e quando lo fai vieni visto come un alieno. Cioè in questi anni Cappellacci e i suoi partiti alleati hanno portato la Sardegna nella completa rovina. Su qualsiasi argomento, l'ultima è la frottola sarda, io la chiamo, la frotta sarda, è veramente è proprio l'emblema di come il governatore Cappellacci abbia pensato solamente a prendere in giro i cittadini e la regione Sardegna, quando poi pensava egli stesso che i problemi della Sardegna fossero i sardi, quindi è tutto racchiuso in questo argomento. Però dai i consiglieri regionali ci vorrebbe un atto di forza, non si può continuare e ormai arrivare a fine legislatura, cioè un bel segnale forte ci voleva, cioè, invece siamo lì che continuiamo a cincischiare, insomma. Golfo Aranci, non voglio entrare nella vicenda giudiziaria perché insomma è tutto ancora in corso e quindi lasciamo a chi di competenza vedere che è accaduto davvero. Però lei a Golfo Aranci, da esponente dell'opposizione, ha denunciato la presenza di un esponente legato ad associazioni mafiose in alcuni appalti che sono stati assegnati dall'amministrazione comunale. Ne è seguita una polemica molto accesa. Ho notato però che nessuno del suo partito l'ha seguita in questa battaglia, anzi mi sa che il PD si è tenuto un po' alla larga. Perché? Ma allora, intanto mi sono stati vicini i parlamentari nazionali, ad esempio con l'interrogazione che hanno fatto tutti i parlamentari, quindi i 7 parlamentari all'epoca del Partito Democratico hanno sottoscritto un'interrogazione. Il problema è soprattutto anche i giovani democratici della regione Sardegna, non quelli provinciali. Questo per un motivo molto semplice: si aveva paura di affrontare questo tema, Sembra che parlare di mafia sia qualcosa di non parliamo dei nostri panni sporchi, cioè sembra qualcosa di aver paura di nominare anche semplicemente mafia o 'ndrangheta, quando invece la realtà è sotto gli occhi di tutti, perché ci sono indagini molto serie che avranno sviluppi molto importanti e che purtroppo sono portate avanti da delle procure di Milano, dalle procure di Palermo, dalle procure di Roma, ma al momento qui tutto tace. Però io sono fiducioso nella giustizia e penso che a breve avremo risposte importanti. Senta, ce l'ha un candidato ideale per le regionali che a questo punto dovrebbero tenersi il prossimo anno? Renato Suru. Perché? Perché penso che sia stato l'unico che ha dimostrato di avere un'idea di Sardegna, che l'ha portata avanti in maniera chiara, precisa, dando delle risposte. Avrà fatto anche lui i suoi errori, ma secondo me era l'unico che ha portato la Sardegna avanti rispetto a quello che era prima. Grazie per aver partecipato all'analisi, in bocca al lupo. Grazie a voi. A lei e al suo partito. Termina qui questa puntata, noi ci risentiamo domani, sempre alla solita ora, sempre qui su 5 Stelle con una nuova puntata dell'analisi. Buona serata. Buonasera.